Una buona giornata, ben trovati, prima edizione di Antenna 3 in questo venerdì 10 aprile. Ci sono tanti temi di cronaca su cui torneremo oggi, a cominciare dalla tragedia di via Botteniga a Treviso, dove ieri sera in un incidente incredibile, inspiegabile, un albero che si è schiantato improvvisamente. Ha perso la vita un giovane di appena 38 anni, Pietro Monici. Andremo tra pochissimo da Daniela Sizia in diretta dal luogo di questa tragedia davvero inspiegabile, per la quale la Procura si è già mossa. Oggi è anche l'anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Andremo a Padova ma anche a Belluno per questa ricorrenza, e poi diversi altri collegamenti anche a Bassano del Grappa, dove il ministro Abodi sta partecipando all'inaugurazione di un nuovo impianto sportivo. Allora subito abbiamo detto andiamo in via Botteniga a Treviso. Ieri nel tardo pomeriggio due giovani che stavano pescando sono stati travolti, colpiti da questo albero, da questa grossa pianta che improvvisamente lungo l'argine del Botteniga, siamo nel quartiere di San Bartolomeo, a pochi passi da Viale Luzzatti, si è schiantato all'interno dell'alveo del Botteniga, si è schiantato lungo il bordo all'interno della balaustra. Fatto sta che c'erano questi giovani che stavano pescando e uno ha perso la vita. Allora Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto di nuovo sul posto dopo esserci state ieri sera per darci durante il telegiornale la cronaca di questo terribile incidente. Daniela, mi senti? Buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno anche ai telespettatori. E lo vedete, lo stiamo inquadrando, è l'albero, è un pioppo che si è proprio rotto, piegato proprio alla base, quasi alla radice, ed è venuto giù, lo vedete, ha rotto anche la recinzione, ha rotto il muretto e purtroppo lì sotto è rimasto intrappolato la vittima, 38 anni. L'amico si è salvato davvero per miracolo, probabilmente era seduto leggermente più vicino al muro ed si è salvato davvero per miracolo, non è stato preso né ferito dai rami, mentre nulla da fare per Pietro che invece è rimasto sotto ad urlare, a chiedere aiuto. È stato proprio l'amico. Il tonfo sentito dai residenti, e noi siamo con Anna Cecchetto che abita proprio, lo vedete, qui nel giardino, in questo palazzo proprio dove è caduto l'albero. Signora Anna, che cosa avete sentito? Ho sentito un botto molto forte, è tremato un po' anche il pavimento e abbiamo capito che era successo qualcosa di veramente brutto. Siamo usciti subito in terrazzo e purtroppo abbiamo sentito urlare il ragazzo e abbiamo capito che mi diceva che l'amico era rimasto sotto. E se mio marito è sceso per cercare di tranquillizzare il ragazzo anche con altre persone del condominio, e gli interventi sono arrivati subito per fortuna, però credo non ci sia stato nulla da fare da subito, perché mi diceva un signore del condominio che ha chiamato ma non sentiva rispondere. Ci auguriamo anche che sia morto subito, che non abbia sofferto, povero ragazzo. Ecco, il ragazzo, come avete sentito, purtroppo probabilmente è morto sul colpo. Ora la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, è stato anche disposto l'esame autoptico sul corpo del ragazzo e si sta cercando di capire come sia potuto accadere. Quest'albero che era stato segnalato più volte dai cittadini perché era a marcio. Questa è una zona di ambito del genio civile e saranno raccolte, ci diceva la Procura, tutte le verifiche, saranno fatte tutte le verifiche documentali per capire anche le segnalazioni dei cittadini e come mai appunto non sia stato in qualche modo circondato da qualche rete, proprio per evitare che avvenisse la tragedia che invece purtroppo è avvenuta. Lei ci diceva che addirittura avevate anche potato quest'albero proprio per cercare
possibilità di alleggerirlo? Io personalmente un paio d'anni fa, adesso non ricordo esattamente la data, chiamai il Genio Civile per una potatura perché c'erano dei rami pericolosamente esposti verso questa proprietà, la nostra proprietà, e devo dire che sono usciti, l'hanno potato. Poi io non sono in grado di dire se era già, però insomma l'albero, da quello che ho visto ieri sera che il nostro amministratore l'ha toccato e si sbriciolava in mano alla base. Completamente marcio? Sì, si sbriciolava proprio sulle mani alla base, per cui presumo sia stato da un bel po'. Comunque segnalazioni, io ieri sera ho visto le mail delle signore che fanno parte di un gruppo al quale io sono collegata, avevano fatto parecchie segnalazioni e da parecchi anni. Grazie signora, io le chiedo di rimanere un attimo qui e vi facciamo sentire proprio le interviste prese a caldo dai cittadini che sono residenti qui della zona, che sono scesi immediatamente qua in strada lungo la via, hanno cercato nel possibile di poter aiutare anche l'amico che era davvero sotto shock. Le interviste proprio dei cittadini esasperati che ci dicono: avevamo segnalato più volte che questo albero rischiava di cadere e purtroppo ora la tragedia è avvenuta. Erano davvero disperati. Qui sul posto ieri sera è arrivato anche il sindaco di Treviso Mario Conte, quindi sentiamo le interviste ai cittadini e poi le parole del sindaco. In quel momento ero in casa, ho sentito solo l'albero spezzarsi e poi il tonfo. All'inizio non avevo collegato e poi ho sentito mia madre che mi ha chiamato, che mi ha detto che era successo quello che era successo e sapevano di un ragazzo che era rimasto sotto. E poi appunto mi sono precipitato giù, ma erano già arrivati i soccorsi e so che ha gridato l'amico, che ha chiesto aiuto, ha chiamato aiuto, però non so se il ragazzo fosse cosciente, spero di no. Onestamente spero di no. Uno si è salvato e l'altro adesso ho sentito che è morto, povero. Uno è in ambulanza e l'altro è ancora sotto, hanno detto. Sono arrivata, ho visto perché abito qui e mi sono fermata un attimo. Lei abita qua? Sì. Ci dicevano un albero che era marcio? Sì, a quanto pare sì, era già stato segnalato da tempo. Chiedo scusa, era già stato segnalato da tempo l'albero. Perché appunto non sicuro, ma da anni è stato segnalato quest'albero qui, come chiaramente gli argini, tutto quello che vede per terra è già stato segnalato. E qui ci dicevano, fra l'altro, vengono a pescare spesso? Sì, si può pescare qua, sì, può pescare. Ecco, lei quando è arrivata che cosa ha saputo? Cosa gli hanno detto? Sopra, ho sentito le sirene, sono scesa giù e ho visto, mi hanno detto che c'era un ragazzo incastrato sotto e che purtroppo adesso è deceduto. Ho parlato con l'amico del ragazzo a terra. Cosa le ha detto? Shock, che stavano appunto pescando. Qua si può pescare, è zona di pesca, quindi si può pescare. E l'albero è caduto addosso, a lui no, all'amico, ecco, che era incastrato sotto. Un'ora più o meno, da quello che ho saputo, ci hanno messo per tagliare. Avevo chiesto al medico, il medico mi ha detto che la situazione a quanto pare era già critica e adesso abbiamo saputo appunto che è deceduto. È una grossa tragedia chiaramente per tutti noi qui e per tutti, per la famiglia. E poi... La conosceva questa persona? No, non la conoscevo, però questo conta poco, insomma è una tragedia enorme. E poi lì in ascolto, perché basta guardare per terra, li vede gli argini, lo vede quell'argine lì, lo vede l'altro argine là, guardate là, ecco. Quello quando verrà via succederà un'altra tragedia, spreghiamo Dio di no, gli argini sono tutti marci, le radici sono tutte quante marce, bisognava aspettare il morto per intervenire e fare qualcosa. È un albero attenzionato e segnalato più volte e nessuno ha fatto nulla. A me piace segnalare di avere segnalato più e più volte direttamente al sindaco, direttamente ai responsabili del verde pubblico, a Contarina, Verde Contarina, di averlo fatto in tutti i modi possibili, corredando le segnalazioni con immagini. Sono tutte dinamiche che vanno verificate e quindi adesso purtroppo
In questo momento l'unico pensiero va al ragazzo che ha perso la vita, poi ovviamente ci saranno tutti i rilievi del caso e non credo che sia questo il momento delle polemiche, francamente. Tante segnalazioni le abbiamo fatte anche noi, perché quello che ci viene segnalato dai cittadini o rispondiamo in prima persona laddove la responsabilità è nostra o inoltriamo le segnalazioni agli enti preposti, però ripeto, non è questo il momento di fare polemiche o di cercare responsabili, questo è il momento forse anche di portare rispetto nei confronti di questo ragazzo che ha perso la vita e poi ovviamente ci saranno tutti i rilievi e le indagini del caso. Dunque avete sentito un albero detto veramente a più voci, un albero che era stato già segnalato e questa mattina qua Lina sono arrivati dei familiari, sono arrivati gli amici e come vedete hanno deposto un mazzo di fiori con scritto a Pietro e il suo cuore grande, perché viene descritto da tutti come un ragazzo gioioso che stava appunto facendo il volontario dei Vigili del Fuoco, che sarebbe diventato un vigile del fuoco a tutti gli effetti fra un anno amante, la sua passione è quella della pesca, voleva passare qualche ora con il suo amico che lo ricordiamo è rimasto sotto shock e fra gli amici proprio Don Oscar Pastro, il parroco di Sant'Antonino di Casier, che è venuto qui ieri sera e ha voluto vedere il suo amico e noi lo abbiamo sentito poco dopo insieme anche ad un ragazzo, un residente che ha sentito, come purtroppo tutti i cittadini che abitano qua, questo tonfo dell'albero che cadeva. Sentiamo dunque le due interviste. La vittima era un suo amico? Sì, è un mio amico, una cosa incredibile. Siamo sconvolti, io con tutti i miei cari amici siamo sconvolti, è una cosa che non doveva succedere. Com'era Pietro? Un caro ragazzo, un bravo ragazzo, si era avvicinato alla fede anche in maniera significativa. E poi, come vi dicevo, un cittadino che ci ha detto: ho sentito un grosso tonfo, l'albero che cadeva e poi le urla strazianti dell'amico che, come vi dicevo, si è salvato davvero per miracolo. Difficilissimo il lavoro, l'intervento dei vigili del fuoco che conoscevano Pietro, la disperazione, la difficoltà fra l'altro di riuscire a tagliare questo albero, hanno dovuto alzarlo con la gru, c'erano 3 mezzi dei vigili del fuoco, c'era la polizia, soccorsi, l'avete sentito, che sono arrivati davvero immediatamente, ma come potete capire era difficile davvero l'intervento. Sentiamo le parole del comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso, Silvio Pagano. Un ragazzo, come me l'hanno descritto, dal cuore d'oro, un ragazzo che ha prestato servizio nel comando di Treviso in modalità discontinua e che era in attesa della procedura di completamento della stabilizzazione per diventare vigile del fuoco a tempo indeterminato. Con chiunque ho avuto modo di parlare, confrontarmi e chiedere informazioni su questo ragazzo che non ho avuto il piacere e l'opportunità di conoscere, tutti quanti mi continuano a parlare di un ragazzo sorridente, una persona piena, una personalità poliedrica con tante passioni. Avete sentito, purtroppo davvero difficile parlare in questi momenti. Signora Anna, lei ci diceva: noi non abbiamo nemmeno dormito questa notte. No, ma tutti qui nel condominio credo che abbiamo guardato il soffitto questa notte, pensando a quel povero ragazzo, alla famiglia ai quali facciamo le più sentite condoglianze. È veramente drammatico, poi vederlo vicino è ancora più toccante. La ringrazio, signora Anna, la ringrazio. Come vi dicevo, la Procura ha aperto un fascicolo omicidio colposo, esame autoptico che verrà già stabilito, che verrà effettuato nelle prossime ore e ora le indagini sono in corso anche da parte della Procura.
e della polizia che ieri era qua sul posto con 3 volanti. Lina, qua è tutto da via Botteniga, se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie Daniela, grazie per il lavoro di oggi, di ieri sera naturalmente, grazie a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Dunque questo ragazzo, abbiamo detto, dalle tante passioni, pescatore, amava il kayak, vigile del fuoco discontinuo, si dice, in attesa di fare il corso, avete sentito dal comandante dei vigili del fuoco di Treviso, e anche rugbista, perché vi vorrei mostrare il post che hanno pubblicato sui social i fabbri del Villorba Rugby, che si stringono al cordoglio della famiglia Monici per la prematura e tragica scomparsa di Pietro, con cui abbiamo avuto il piacere di condividere il campo nella passata stagione. Ciao Pietro, col segno del lutto e il simbolo della società rugbistica di cui ha fatto parte per un periodo anche il 38enne morto ieri in via Botteniga. Non è l'unico giovane purtroppo che ha perso la vita in queste ore, altra circostanza, un incidente stradale, un tragico scontro auto-moto, siamo a Longarone e qui ha perso la vita un giovane papà di 33 anni. Lo schianto è stato violentissimo e dagli esiti purtroppo infausti. Un motociclista di 34 anni, Vincenzo Elefante, di Longarone, ha perso la vita nello scontro accaduto all'altezza dell'uscita della A27 a Pian di Vedoia, in comune di Ponte nelle Alpi. La dinamica della terribile collisione fra la moto e 3 auto è valutata in queste ore dai carabinieri arrivati a Pian di Vedoia assieme ai mezzi di soccorso. Tra questi l'elicottero del SUEM, decollato dalla base di Pieve di Cadore, è rientrato subito dopo l'accertamento della morte del giovane Centauro, il cui corpo è rimasto sull'asfalto il tempo della definizione del nulla osta disposto dall'autorità giudiziaria. Tra le cause al vaglio l'eccessiva velocità o forse anche un'errata manovra dei conducenti delle auto coinvolte o dello stesso motociclista che, secondo le primissime informazioni, aveva imboccato la 51 di Alemagna in direzione Longarone dopo essere uscito dallo svincolo della A27. La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale ha operato per la gestione dello scenario emergenziale già ipotizzato in una recente esercitazione per un medesimo evento sull'Alemagna. I disagi per gli automobilisti sono stati inevitabili, dapprima per le lunghe code, poi per la decisione di ANAS che dalle 14 ha disposto la chiusura della statale in entrambe le direzioni per consentire la gestione dell'intervento con le uniche deviazioni possibili verso Belluno in direzione nord e Soverzene nel senso contrario. Torneremo tra poco su un'altra vittima lungo le strade, anche se lì c'è un giallo. Andiamo subito in diretta da Mirko Cavallin, siamo a Vicenza con un'importante operazione della polizia locale che ha individuato e fermato un molestatore. A te Mirko e buongiorno anche alla tua ospite. Buongiorno, con Simone Squalcieri alla parte tecnica. La mia ospite è il commissario principale Monica Battocchio, delegata dal comandante Massimo Parolin, che è impegnato in un altro evento questa mattina. Un molestatore, un 24enne italiano vicentino, almeno 2 episodi che gli vengono contestati. Cosa è successo? Allora, in data 20 e poi 26 marzo, tra le 17 e le 17:30 del pomeriggio, un ragazzo, un giovane uomo di 24 anni, si portava con la sua auto nella zona della Riviera Berica, nei pressi degli istituti scolastici, luoghi frequentati da minori, palestre, eccetera, e lì praticamente richiamava l'attenzione delle ragazze che si stavano recando ai vari corsi o di danza o semplicemente stavano fuori dall'istituto, richiamava l'attenzione bussando il finestrino dell'auto dove era seduto e poi esibiva loro le proprie parti intime. Le ragazzine fuggivano impaurite, ma fortunatamente in un episodio una ragazza molto accorta e astuta con il telefono ha fotografato l'auto e quindi tramite la targa, il sistema di videosorveglianza del Targa System, siamo riusciti a risalire ai transiti di questa persona che prima di recarsi a casa percorreva il centro del quartiere di appunto Riviera Berica. Quindi ancora una volta il sistema delle telecamere torna utile anche in casi come questo. Che cosa gli viene contestato? Per
per questi due episodi? Allora, gli viene contestato gli atti osceni in luogo pubblico, reato continuato perché appunto in 2 episodi, è una violazione penale in quanto appunto è stato commesso nei confronti di minori in luoghi aperti a minori, frequentati da minori. Ecco, non è un caso che rientra nel cosiddetto codice rosso, ma comunque questo giovane avrà delle conseguenze. Come avrà delle conseguenze, questa è fresca di questa notte, il proprietario di questo coltello, lama di quasi 30 centimetri, questa notte dove l'avete trovato? Allora, è nato tutto a seguito di un sinistro stradale in cui la persona appunto è rimasta coinvolta in un incidente senza feriti, dove ha urtato un veicolo in sosta. Al controllo poi i colleghi hanno notato che si trovava in stato di ubriachezza, hanno deciso di fare prima il pretest, che è risultato positivo, quindi al momento dell'accompagnamento in comando per sottoporlo agli altri accertamenti ha estratto questo coltello dalla macchina, accompagnato in comando, è poi andato in escandescenze, ha lanciato il telefono cellulare nei confronti di un collega, è riuscito a colpire le gambe di un altro collega, li ha atterrati e quindi da lì poi è scaturito l'arresto. Ecco, un altro episodio, aggiungo, perché è fresco di questa mattina, ci siamo stati proprio poco fa, avremo i dettagli questa sera, c'è stato un incidente grave con un motociclista coinvolto, un uomo dell'88, a quanto pare per un sorpasso azzardato in viale Trento, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Bortolo, ma su questo e anche sul resto delle notizie che vi abbiamo raccontato qui dal comando di polizia locale, l'appuntamento nei TG della sera. Grazie al commissario principale Monica Battocchio, a Simone Squarcina per la parte tecnica. A te Lina, buona giornata. Grazie Mirko Cavallin, grazie ai colleghi di Vicenza, la nostra ospite. Naturalmente allora il collega parlava dell'ennesimo incidente sulle strade ed è un mistero ancora tutto da chiarire, quello che arriva dalle campagne di Breganze. Un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita lungo via Palugare, una strada stretta e poco trafficata, eccola qua, la vedete, era in bicicletta a dare l'allarme poco dopo le 6:30 evidentemente dei passanti. Adesso si indaga per capire se si sia trattato di un malore o di un investimento da parte di un veicolo che poi si è allontanato. Sul posto carabinieri e medico legale. Per adesso è un mistero. Il corpo nel fossato, accanto alla bicicletta, in una strada di campagna stretta, senza marciapiedi e con visibilità limitata. È questa la scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori questa mattina, poco dopo le 6:30, in via Palugare a Maragnole di Breganze. La vittima è un uomo di 52 anni della zona. L'allarme è scattato quando qualcuno ha notato il corpo lungo la carreggiata. Inutili soccorsi, per lui non c'era più nulla da fare. Da subito il caso si è presentato come un giallo. 2 le ipotesi principali al vaglio degli investigatori dell'Arma dei Carabinieri. La prima, un malore improvviso mentre stava pedalando, che lo avrebbe fatto cadere sull'asfalto e quindi nella roggia. La seconda, molto più inquietante, un investimento da parte di un'auto che il conducente che si sarebbe poi dato alla fuga senza prestare soccorso. Elementi decisivi potranno arrivare dai rilievi tecnici eseguiti dai carabinieri che hanno delimitato l'area per lavorare senza interferenze. Attenzione particolare viene data alla posizione del corpo, alla bicicletta e ad eventuali segni sull'asfalto che possono indicare un impatto. Sul posto, oltre ai militari della stazione di Breganze, anche il medico legale incaricato dalla Procura di Vicenza di un primo esame esterno. Sarà fondamentale stabilire se sul corpo ci siano traumi compatibili con un investimento oppure segni riconducibili a un malore. Via Palugare è una strada secondaria immersa nella campagna, utilizzata soprattutto dai residenti e da chi si sposta in bicicletta. Proprio per questo gli investigatori stanno cercando eventuali testimoni automobilisti che possano aver notato qualcosa nelle prime ore del mattino. Non si esclude neppure la presenza di telecamere private nelle abitazioni della zona che potrebbero aver ripreso il passaggio di veicoli sospetti. Le prossime ore saranno decisive per chiarire che cosa sia accaduto davvero. Intanto un uomo di 52 anni è morto, un malore fatale o un pirata della strada in fuga? 2 scenari molto diversi, ma entrambi ancora aperti.
E dunque vedremo come evolverà, quali sviluppi ci saranno rispetto alla morte di questo 52enne. Intanto la Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato 2 ragazzi minorenni che avevano acquistato online 150 grammi di marijuana pagandola con criptovalute. Le fiamme gialle, le vedete, hanno intercettato una spedizione proveniente dalla Repubblica Ceca destinata a un nominativo inesistente ma di fatto indirizzata a questi 2 giovanissimi. I militari, una volta aperto il pacco, individuata la sostanza stupefacente, hanno scortato la spedizione fino al deposito in un armadietto ad apertura automatica in base al provvedimento di ritardato sequestro emesso dalla Procura della Repubblica. Dopo qualche ora di appostamento si è avvicinato un ragazzo che ha aperto col telefonino lo scomparto e ha preso lo stupefacente ed è stato fermato. Da una perquisizione nelle abitazioni dei 2 ragazzi sono stati trovati 3 bilancini di precisione, 5 grinder, l'attrezzo che serve per sminuzzare lo stupefacente, e pacchetti di cellophane per confezionare le dosi. Entrambi sono stati denunciati alla Procura del Tribunale dei minorenni di Venezia per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Allora oggi abbiamo detto che è la festa della Polizia di Stato, avremo un paio di finestre sugli eventi che si stanno naturalmente svolgendo in tutti i capoluoghi del Veneto oltre che d'Italia. Andiamo alla festa della Polizia che si sta svolgendo a Belluno, dove la nostra Tiziana Bolognani ha incontrato il questore Roberto Della Rocca. C'è stato un momento particolarmente toccante con l'inaugurazione di un monumento ai caduti della polizia. È il 174esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia solenne anche a Belluno è stata anticipata dal disvelamento del monumento ai caduti, un'opera che il sequestore di Belluno Roberto Della Rocca ha immaginato proprio nei giorni seguenti al suo arrivo poco più di un anno e mezzo fa. Signor Questore, che cosa rappresenta questo lavoro, quest'opera che è stata realizzata dallo scultore Alessandro Mutto? Giornata importante per noi, è la nostra festa, come si diceva arricchita dall'inaugurazione di questo ricordo ai caduti della Polizia di Stato. Non avevamo un monumento in loro onore, in loro ricordo. C'è stato un anno, ho contattato lo scultore circa un anno fa e è riuscito a tramutare in opera, in arte, quella che era una mia idea. Noi il ricordo dei nostri caduti lo facciamo quotidianamente, ma penso che un segno tangibile, un'opera tangibile per noi poliziotti e per l'intera cittadinanza rappresenti tanto, perché deve esprimere quello che è il significato più profondo della nostra attività, della nostra mission, ovvero sia il lavorare al servizio dei cittadini. E questo ricorda che chi ha perso la vita l'ha fatto appunto per aiutare gli altri, per aiutare i cittadini. Quando sia i poliziotti anziani, sia i poliziotti più giovani o poliziotti di 20 anni, sia la cittadinanza transiterà qua davanti, sicuramente un pensiero verrà fatto in loro ricordo. Ecco, perché questa è un'opera che parla certamente a voi, ma parla anche alla città, perché questo monumento rappresenta anche il cuore della città di Belluno con il profilo del Monte Serva, è vero? Esattamente. Con lo scultore si era ipotizzato appunto di dare un'identità anche alla scultura. È il Monte Serva, come vedete c'è una sorta di crepaccio, ma che è riunito come uno scrigno dallo stemma bronzeo della Polizia di Stato e racchiude al loro interno questa statua che rappresenta un agente della polizia, quelli che sono i nostri caduti, e contestualmente ci si specchia, quindi i nuovi agenti si specchieranno e colmeranno quel vuoto. Ora per quanto riguarda invece il bilancio dell'attività della Polizia di Stato, gli aggiornamenti ve li daremo nel telegiornale di questa sera. Sarà un'attività certamente importante e qualificante, anche perché si è chiuso qualche settimana fa un periodo certamente eccezionale, certamente straordinario, di grande lavoro della Polizia di Stato in provincia di Belluno.
Grazie Tiziana Bolognani, Stefano Bozzi, grazie al questore Roberto Della Rocca. Allora, polizia che è impegnata anche nel contrasto ai furti nel territorio. Allora, torniamo a quel che è successo l'altra notte al Imoco Center di Villorba, proprio accanto al Palaverde. Caccia alla banda che ha colpito il centro, spariti soldi, gadget, magliette, indenni, trofei della squadra che tra l'altro si sta preparando alla sfida scudetto. Risveglio amaro, ma restiamo concentrati sulla partita, ci ha detto il presidente Piero Garbellotto. Questa mattina ci siamo risvegliati con una brutta sorpresa, perché questa notte siamo stati svaligiati, è venuta probabilmente una banda di ladri che hanno scassinato le porte, che sono entrati nel nostro negozio e center, nei nostri uffici. Non è stato un grandissimo risveglio. C'è soprattutto amarezza nelle parole di Piero Garbellotto, presidente di quelle Pantere in procinto di giocarsi l'ennesimo scudetto. Nel mirino dei ladri stavolta è finito l'Imoco Center di Villorba, a ridosso del Palaverde, chiamato a ospitare proprio sabato le finali di Serie A1 contro le avversarie del Milano, il blitz in piena notte alle 3. Hanno rubato parecchio vestiario, hanno rubato anche dei fondi che stiamo ancora quantificando, diremo quelli che sono i danni complessivi, perché hanno lasciato anche una bella confusione, no? I ladri se ne sarebbero così andati con indumenti, gadget e pare 700 euro in contanti. Non sono stati toccati i cimeli e i trofei della squadra, forse perché difficili da piazzare. Credo che sicuramente un'attività che magari è un po' sotto i riflettori anche in funzione della finale scudetto, che ormai è dietro l'angolo, è un'attività che per fortuna sta funzionando, possa essere attenzionata anche da qualche malintenzionato. Non è un atto vandalico, è la volontà di fare proprio un furto con scasso, tant'è che, ripeto, le porte non sono state forzate ma scassinate. Immediata la denuncia ai carabinieri e caccia ai malviventi, forse una coppia entrata in azione travisata. Sotto la lente le immagini della videosorveglianza che da queste parti certo non manca. Anche il comune ha messo a disposizione le sue, conferma il sindaco di Villorba Francesco Soligo, che parla di un furto che colpisce non solo una realtà di eccellenza ma l'intera comunità. Per Garbellotto però ora la priorità è un'altra. Quantificheremo i danni, ma credo che la cosa importante per noi in questo momento sia quella di rimanere tranquilli, calmi e concentrati, perché tra 48 ore abbiamo una finale scudetto da giocarci. E poco prima probabilmente la stessa banda è entrata in azione anche nell'azienda di prodotti per il giardinaggio Salvadori in via Piave a Lancenigo, preso a martellate il sistema d'allarme. I ladri hanno tentato di scassinare una cassaforte, uno in particolare è stato visto dal proprietario mentre scappava. È successo che è suonato l'allarme verso l'1 di notte, il titolare è arrivato quasi immediatamente, nell'arco di pochi minuti, e ha trovato la porta scardinata e c'è stato un tentativo di apertura della cassaforte che non è riuscito. Queste le sequenze vissute all'azienda Agricoltura Salvadori in via Piava a Lancenigo di Villorba, dove i ladri hanno avuto il tempo di perlustrare buona parte del garden prima di darsi alla fuga a mani vuote, e questo poco prima dell'1 di notte, numerose le tracce del loro passaggio. L'allarme è stato preso a martellate, veramente installato 5 giorni fa, perché abbiamo fatto un cambio di azienda e l'hanno preso a sprangate, a martellate, non sappiamo bene lo strumento che hanno utilizzato, ma evidentemente è stato proprio massacrato. I danni purtroppo sono molti e il problema di questi furti è proprio che fanno un sacco di danni che poi noi dobbiamo ovviamente risolvere. E qui da Salvadori ne sanno qualcosa, l'autunno scorso era andata molto peggio. C'è stato un furto probabilmente di qualcuno che aveva già visionato. In quel caso sono stati portati via degli attrezzi da lavoro abbastanza importanti, aprendo un ingresso, e quindi hanno portato via parecchia roba in quell'occasione, sì. Gli stessi ladri con ogni probabilità hanno poi colpito nella notte all'Imoco Center, che si trova a circa 1,5 chilometri di distanza. Forse cercavano liquidità facile, di certo qui da Salvadori ci si è subito rimboccati le maniche. Si alzano le difese, si potenziano i controlli, ma sembra non bastare mai. Bisogna avere continuamente allarmi, telecamere, controlli, giro di forze dell'ordine, qualsiasi cosa, perché non se ne può più. È continuamente.
e meno male che non vengono quando siamo aperti. A gennaio invece ci spostiamo in provincia di Udine, aveva imperversato con dei furti in serie una banda di rom. In 5 ieri sono finiti davanti al GIP, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno seminato il panico tra metà e fine gennaio con furti a ripetizione messi a segno tra Friuli e Veneto dall'inizio dell'anno. La banda dei rom è riuscita a portare via un bottino complessivo che supera 150.000 euro di valore in una decina di furti. Non hanno però fatto i conti con i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Udine che controllavano da tempo i loro movimenti fino a quando non sono riusciti ad incastrarli raccogliendo elementi di prova con attività di intercettazione ambientale e appostamenti. In 5 sono stati raggiunti dall'avviso di garanzia dopo essere stati iscritti nel registro degli indagati dal pubblico ministero Marco Panzeri, che coordina le indagini. Sono comparsi mercoledì davanti al GIP Carlotta Silva per l'interrogatorio preventivo, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli indagati sono tutti uomini di età tra i 27 e i 53 anni, alcuni residenti a San Daniele, 2 sottoposti alla detenzione in carcere a Padova e ai domiciliari per altre vicende che li riguardano. Sono accusati a vario titolo di furto e tentato furto, il primo della serie denunciato a Varmo, dove avevano spaccato la porta di ingresso senza però riuscire a completare l'opera, non avendo trovato refurtiva da portare via. Il 15 gennaio a Fiumicello, Villa Vicentina, da una casa riuscirono invece a portar via oggetti di valore e soldi contanti per complessivi 30.000 euro di bottino. Altri episodi riguardano San Michele al Tagliamento in Friuli, poi Spresiano e Maserada sul Piave in Veneto. A Udine, a metà gennaio, nella frazione di Basaldella, dopo aver fatto razzia di indumenti, borse, scarpe e profumi di valore per circa 100.000 euro, portarono via anche una Mercedes, utilizzando le chiavi dell'auto trovate in casa. Le indagini sono ancora in corso. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Ritorniamo in diretta con la nostra prima edizione. Allora, in attesa di collegarci da Bassano con i nostri colleghi e col Ministro dello Sport Abodi, andiamo a vedere il colloquio in Vaticano oggi, di ieri, scusate, degli atleti olimpici e paralimpici che hanno incontrato Papa Leone. C'era anche il Presidente del Veneto Alberto Stefani. Intanto sapete che la Premier Meloni ha parlato alla Camera lanciando un appello alle regioni sulla sanità e annunciando una ZES unica per il Paese, nessun riferimento però sull'autonomia. Oggi con gli atleti olimpici e paralimpici ho condiviso una grande emozione, quella di incontrare Papa Leone. In un breve colloquio gli ho chiesto di poter venire in Veneto e la risposta è stata positiva. Non ci sono ancora i dettagli, ma l'impegno del pontefice è stato chiaro nel giorno in cui nelle sale clementine del Vaticano sono stati accolti gli atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi con i rappresentanti dei territori coinvolti, Veneto su tutti, e certamente l'arrivo di un Papa è a sua volta un evento ancora vivide nella memoria collettiva, le visite di Francesco a Venezia e Verona nella primavera del 2024. Allora in questa terra accogliente, amica dello sport e solidale, non ci resta che accogliere Papa Leone, saremmo tutti orgogliosi di aspettarlo qui. Papa Leone che in questi giorni sta mobilitando la Chiesa per la pace, non più semplici esortazioni ma veri e propri appelli, compresa la condanna dei toni usati dal presidente Trump nel conflitto in Iran, guerra globale con ripercussioni locali, lo stesso governo si sta preparando a un'onda lunga della crisi. In quel caso riteniamo che non dovrebbe essere un tabù ragionare di una possibile sospensione temporanea del patto di stabilità e crescita, non una deroga per singolo Stato membro, ma un provvedimento generalizzato. A proposito di strumenti, Giorgia Meloni nel corso dell'informativa alla Camera ne rilancia uno in particolare, spesso richiesto anche dalle imprese a nord-est. Stiamo infatti studiando le modalità tecniche per riprendere alcuni dei meccanismi, in particolare quelli di semplificazione della ZES unica, che si sono rivelati più efficaci, e applicarli a tutto il territorio nazionale. Insomma, estendere a tutti una misura usata soprattutto per il sud del paese, dove assicura Meloni si continuerà a investire per colmare un divario storico. Di contro, nessun riferimento esplicito alla riforma dell'autonomia, tanto meno a quella del premierato, e questo nel corso di un'informativa incentrata sui principali punti da portare a termine da qui a fine legislatura, con la Presidente del Consiglio che ha parlato invece di fisco e inevitabilmente di giustizia dopo la debacle referendaria.
Non è mancato allo stesso tempo un messaggio diretto ai governatori, soprattutto sul fronte della sanità e delle prestazioni minime da garantire ai cittadini, tema anche recentemente di scontro istituzionale. Lo Stato e le regioni non lavorano insieme, fianco a fianco. Il meccanismo si inceppa e a pagarne le conseguenze sono in ultima istanza i cittadini. Ecco perché voglio anche rivolgere alle regioni una disponibilità e un appello. Facciamo squadra, perché l'esito di questa sfida dipenderà dalla capacità che avremo soprattutto di lavorare insieme. Si è spento ieri a Treviso all'età di 95 anni Angelo Pavan, figura storica della Democrazia Cristiana trevigiana, senatore per 4 legislature a partire dal 1979, sottosegretario all'interno, alla difesa, infine al tesoro. Nell'85 aveva rivestito anche la carica di sindaco di paese e fino al 2009 di presidente dell'Associazione dei Comuni della Marca trevigiana, di cui era stato anche fondatore ed era presidente onorario. Nel 1994 era passato al Partito Popolare Italiano, vasto il cordoglio per la sua scomparsa, dal presidente della regione Alberto Stefani a quello dell'ANCI Mario Conte, fino naturalmente proprio ai rappresentanti di Associazione dei Comuni della Marca e Centro Studi Maria Rosa Barazza e Marco Della Pietra. Torna la DIA nei cantieri del tram. I controlli disposti dal prefetto si sono concentrati nel tratto del SIR 2 lungo via Chiesa Nuova, siamo a Padova naturalmente, e il capolinea per evitare possibili infiltrazioni mafiose. Nuovi controlli per verificare che sia tutto in regola nei cantieri del tram. Si tratta di un'opera strategica per la città e il rischio che un cantiere come quello del SIR 2 possa essere oggetto di infiltrazioni mafiose è molto alto. Per questo il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, ha disposto il controllo al cantiere della linea Rubano Padova-Vigonza, nel tratto ovest in prossimità del cantiere del capolinea. A settembre invece era stata ispezionata l'area del cantiere compresa tra la Fiera di Padova e il Cavalcavia San Marco. Essendo un'opera finanziata con fondi PNRR, il Comune di Padova, la Prefettura e APS Holding avevano sottoscritto un protocollo per innalzare il livello della prevenzione dal rischio di infiltrazioni mafiose e di corruzione, controlli mirati anche a tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro. Il sopralluogo nel cantiere è stato condotto dalla Direzione Investigativa Antimafia di Padova, che ha coordinato 30 uomini delle forze dell'ordine per verificare i 26 operatori economici e i flussi finanziari, i 52 mezzi e 71 i lavoratori impiegati nel cantiere. Costanti sono anche i monitoraggi della cabina di regia lungo la linea SIR 3 volta Barozzo Stazione. Il prefetto di Padova ha espresso soddisfazione per i controlli e per l'impegno nel quotidiano presidio della legalità nel territorio provinciale. Allora vediamo se siamo in grado di collegarci con Pieve del Grappa, dove dovrebbe esserci la nostra Vanessa Banzato, con i colleghi per la parte tecnica, perché c'è l'inaugurazione di un nuovo centro sportivo. Siamo nella zona di Crespano, diciamo, eccola qua, ed è presente, oltre al sindaco che vediamo, anche il ministro dello sport Andrea Abodi, che naturalmente sta salutando le persone che vogliono naturalmente ringraziarlo anche per questa presenza. Vanessa. Sono gli ultimi saluti, ecco, che sta scambiando il ministro allo sport Andrea Abodi, che è qui accanto a me assieme alla sindaca di Pieve del Grappa Annalisa Rampin, perché come hai accennato tu poco fa è stato inaugurato questo centro sportivo, quasi 3 milioni di euro l'intervento, che ha portato davvero alla realizzazione di un importante polo di aggregazione rivolto ai giovani, ma non solo. Allora chiedo subito proprio alla sindaca, è un polo di aggregazione che riguarda non soltanto il comune di Pieve del Grappa, ma va a riguardare un territorio molto più vasto. Certo, diciamo che è l'impianto più completo di tutto il territorio. Noi abbiamo sia la pista di motocross gestita dal Motoclub Ardosa, poi abbiamo il Monte Grappa, che vede qui come il campo principale per la prima squadra, con la possibilità di giocare anche in notturna, e oggi riparte tutto quello che è il mondo dell'atletica grazie a TL Etica, che è la società sportiva che sta attivando una serie di corsi, e quindi ritorneremo a poter fare atletica anche a Pieve del Grappa, ma in pedemontana. Tra l'altro certificato CONI. Sì, certo, è tutto su progetto CONI, è tutto omologato CONI, quindi già da domani avremo la gara provinciale di staffetta, 600 atleti saranno qui domani pomeriggio.
Ministro Abodi, è grazie anche a un suo intervento se si vede realizzato questo polo. Questo progetto è nato intanto grazie all'amministrazione, credo intorno a 6 anni fa, mal contati, e quindi il primo riconoscimento va a loro, perché è la visione dell'amministrazione, la tenacia, la caparbietà anche di superare le difficoltà che ha portato oggi a questa inaugurazione. La banca, l'Istituto per il Credito Sportivo, che è l'unica banca al mondo che si occupa di sport e adesso anche di cultura, ha fatto la sua parte, ha dato fiducia, anche perché la sana amministrazione ha reso anche le casse di questo comune solide, e questo non è di poco conto, perché continuare a fare il bene della comunità e gestire le risorse pubbliche con oculatezza e con attenzione è un ulteriore merito. Questa è un po' la consacrazione dell'articolo 33, che in qualche maniera, oltre a riconoscere il valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, persegue l'obiettivo dello sport per tutti. È un po' la continuità anche dell'entusiasmo, delle emozioni olimpiche, perché noi non viviamo solo di quei momenti di eccellenza, ma viviamo di quotidianità, di socialità che lo sport riesce a determinare. Questo polo integrato, vicino peraltro a un plesso scolastico, è esattamente quello che vorremmo ovunque, garantendo peraltro la messa in sicurezza dei luoghi, garantendo la piena accessibilità, perché non ci possiamo ricordare poi delle persone con disabilità soltanto quando ci sono le Paralimpiadi, perché garantisce la produzione di energia, il consumo anche di energia sostenibile con per la prima volta in questo luogo delle torri faro a LED. Quindi mi sembrano tanti ingredienti, e la cosa più bella di questa mattina è stata la corsa per l'intero anello, i 400 metri. Noi arrancavamo nelle retroie, ma comunque dei bambini, perché il nostro primo pensiero dell'amministrazione è i più piccoli, i più fragili, e quella capacità comunque di offrire opportunità che tolgono spazio ai cattivi maestri, ai lucignoli, ai rischi della sedentarietà digitale, e anche poi a quello che di più grave succede, che voi purtroppo siete costretti a raccontare. Questo è un po' lo sport bello, è da qui che parte lo sport buono, lo sport bello, quello che aiuta davvero a crescere i più giovani, che un po' va a cozzare a livello anche nazionale con quello che sta accadendo con per esempio il calcio italiano. C'è un terremoto interno, lo sappiamo benissimo, al calcio italiano, che bisognerebbe forse ritornare su questi campi a giocare per rendersi conto di quanto sia veramente bello e forte lo sport vero. Ma questo lo fa la federazione con il settore giovanile e scolastico e tutti i campionati giovanili. Io credo che poi bisogna anche un po' non abituarsi, ma trarre tesoro dalle sconfitte. Lo sport insegna a cadere e a rialzarsi. Nelson Mandela diceva addirittura che nello sport o si vince o si impara. Si perde quando non si impara, e io credo che noi abbiamo a livello calcistico adesso l'occasione, l'opportunità di fare tesoro della sconfitta e dare un senso a una sconfitta, perché si può sempre ricominciare. Siccome si rinizia tra pochi mesi con una nuova competizione, buon lavoro a chi deve farlo, e soprattutto che si faccia un passo indietro con gli interessi personali e 2 passi avanti con quelli del bene comune, perché il calcio è una realtà composita, molto articolata, con interessi molto diversi tra loro, quindi la federazione è la stanza di compensazione di questi interessi, e mi auguro che chi deve decidere possa mettere insieme queste anime e trovare le soluzioni, che sono tutte sul tavolo, non dobbiamo inventare nulla, è tutto già pronto. Lei dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi è tornato in Veneto. Sì, e tornerò, perché abbiamo tanti progetti da portare avanti con le amministrazioni, anche con la banca. Peraltro questa amministrazione mi ha anticipato un'operazione altrettanto importante che riguarda la cultura, ma noi stiamo lavorando molto anche con il Ministero della Cultura per le sinergie necessarie tra sport e alcuni aspetti culturali, dalla musica alle arti figurative, ma poi qui a pochi chilometri c'è il cantiere del nuovo velodromo di Spresiano, che sarà uno degli elementi essenziali per il mondiali di ciclismo di tutte le discipline ciclistiche nel 2031. Ma qua nel 2028 celebreremo anche le Olimpiadi giovanili invernali, e la Regione Veneto insieme alla Lombardia e la provincia di Trento sarà teatro di un altro appuntamento altrettanto importante, forse educativamente ancora di più o diversamente importante, perché riguarderà i giovani di tutto il mondo dai 15 ai 18 anni. Quante cose da fare: lo stadio di Verona, i palazzi del ghiaccio, le piste ciclabili. A voglia, ci vedremo presto e spesso.
Sindaca, un'ultima battuta proprio per chiudere, che significato ha per lei questa giornata? È una giornata importante perché noi riteniamo che soprattutto in questa fase storica per i nostri giovani lo sport sia davvero fondamentale per far recuperare loro quel senso di comunità, lo spirito di sacrificio, a saper accettare la sconfitta e sapere soprattutto lavorare in squadra, non mettersi a essere isolati o a essere protagonisti, ma a diventare un tutt'uno con quello che è la nostra società, e questo lo sappiamo perché da sempre che è così. Lo sport è una scuola di vita e noi dobbiamo fare di tutto per metterli nelle condizioni, tutti i nostri giovani, di poter provare e a sperimentarsi nello sport. E insomma, Alina, da questo centro sportivo che abbiamo sentito quante realtà racchiude in sé a livello proprio di significati e senso rivolto ai più giovani, io ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato, grazie agli ospiti naturalmente per la grande disponibilità, la sindaca e poi il ministro Abodi, davvero un'opera importante, quella che arricchisce il territorio ai piedi del Grappa. Altra esigenza, altra istanza che raccogliamo continuamente naturalmente dai cittadini, quella di una sanità che funzioni, che sia vicino ai cittadini e al territorio. C'è una raccolta firme con protesta per chiedere una casa di comunità attiva 24 ore su 24 al presidio sanitario Ca' Giustinian a Venezia, e di questo si sono occupati questa mattina, ci parlano Anna Maria Parisi e i colleghi tecnici e Sandro Ponchio della redazione di Venezia. Giù le mani dal Giustinian, questo è lo slogan con cui cittadini e associazioni veneziane a tutela della sanità pubblica veneziana si sono dati appuntamento questa mattina proprio di fronte al presidio sanitario Giustinian per chiedere diverse cose. Una fra tutte, che il poliambulatorio della struttura sanitaria non venga trasferito all'ospedale civile, ma non soltanto, è vero? Sicuramente. Allora, intanto se si presenta... Sono Salvatore Liard del Movimento Difesa Sanità Pubblica Veneziana. Noi abbiamo utilizzato lo slogan giù le mani dalla Giustinian quando abbiamo saputo che c'era qualcosa che atteneva al trasferimento di servizi e personale, la gran parte, dal Giustinian all'ospedale civile. Quindi per noi l'obiettivo, non solo per la raccolta delle firme che continuerà fino all'8 maggio, poi il 9 maggio attiveremo una manifestazione, che noi vogliamo riempire il Giustinian con adeguati contenuti sociosanitari. Il primo... Sì, scusi, perché dobbiamo anche spiegare che cos'è l'altra vostra richiesta, la successiva, ovvero voi volete una casa di comunità hub H24 rispetto alle promesse che vi ha fatto il direttore generale della ULSS 3 Serenissima Zuin dopo 5 giorni dalla vostra mobilitazione alla casa di comunità aperta 6 giorni su 7. Sì, noi vogliamo la casa della comunità hub, cioè che significa funzionante 24 ore 7 giorni su 7, perché il Giustinian è il luogo di riferimento per una casa della comunità. Storicamente il Giustinian è la sede del distretto sociosanitario. Che cos'è il distretto sociosanitario? È la cabina di regia per tutti i servizi territoriali. La casa della comunità invece è una novità che si aggiunge alle altre. Ecco, allora per concludere diciamo che c'è la manifestazione il prossimo 9 maggio. Sabato 9 maggio. Che partirà dalle Zattere fino a Campo Santa Margherita, ma nel frattempo ci saranno diversi altri appuntamenti. Sicuramente attiveremo banchetti la settimana prossima alla Giudecca e venerdì al mercato di Saccafisola. Perché la Giudecca e Saccafisola? Perché sono le aree territoriali che afferiscono al Giustinian. Poi andremo anche in altri luoghi della città. Ecco, allora chiamiamo tutta la cittadinanza affinché partecipi insieme a voi a queste iniziative. Alla difesa, al potenziamento dei servizi sociosanitari pubblici territoriali.
Questa è dunque l'istanza che arriva da Venezia, ci spostiamo non di molto, andiamo a Mogliano Veneto, la cacciata dalla giunta del leghista Leonardo Muraro tiene banco, dura reazione della segreteria provinciale del Carroccio, torni al suo posto, è un caso politico molto grave. Noi chiediamo assolutamente il reintegro di Leonardo Muraro nel ruolo di vice sindaco e con tutte le deleghe che aveva prima. Una volta fatto questo passaggio ci si può sedere a dialogare. Bortolato ha già nominato di fatto un altro vice sindaco e già quel ruolo di fatto è già stato riassegnato. È un problema suo? Scelta sciagurata, giochetti di partito e l'elenco potrebbe continuare. Sono le definizioni che il segretario provinciale della Lega Dimitri Coin dà della cacciata dalla giunta di Mogliano di Leonardo Muraro, a cui il sindaco Davide Bortolato ha revocato le deleghe, come pure la carica di vice sindaco, immediatamente riassegnata quest'ultima a Martina Cocito, assessora a bilancio, scuola e personale. I rapporti di forza tra Lega e Fratelli d'Italia a Mogliano sono un problema da tempo. Adesso la frattura si sposta dal livello amministrativo a quello politico. Mogliano, così come all'epoca Fratelli d'Italia disse a Mario Conte, sindaco di Treviso, che il congelamento delle deleghe degli assessori di Fratelli d'Italia era un problema politico perché un comune come quello di Treviso ha una valenza politica, io uso le stesse parole e dico che Mogliano è un comune, così come Treviso, con una valenza politica e non si possono togliere elementi di primo piano appartenenti a un altro partito senza prima fare i passaggi politici necessari ed evidenziare dei problemi se questi ci sono. La decisione di Bortolato non è stata condivisa con le segreterie, Coin fa sapere di averla appresa dalla stampa. Ne sono seguiti un incontro urgente col direttivo del Carroccio e una telefonata col commissario dei Meloniani Emanuele Loperfido, con cui nei prossimi giorni ci sarà un confronto di persona. Certo è che se Bortolato non tornerà sui suoi passi ci saranno delle conseguenze, se non a Mogliano, dove la maggioranza c'è anche senza la Lega, altrove. Condividiamo partecipate, condividiamo gestione del territorio, condividiamo strutture sovracomunali e se, come dicono loro, non c'è il rapporto fiduciario, è difficile governare ed andare avanti. Noi dobbiamo fare tutto quello che facciamo per il benessere dei cittadini e nell'interesse dei cittadini. Questi giochetti non vanno bene. Fanno il male della politica e fanno il male dei cittadini. Messaggio chiaro sia alla cerchia di Bortolato che al partito. Da parte sua il diretto interessato non crede alle giustificazioni addotte dal sindaco. Presenzialismo, qualche uscita di troppo non spiegano una defenestrazione con effetto immediato. Ritengo che siano più motivazioni politiche, non personali, perché le questioni in piedi sono parecchie, ci sono aspetti amministrativi nel quale ne ho parlato varie volte col sindaco e che non sono mai stati affrontati e sono anche particolarmente delicati. La sua colpa sarebbe stata dunque quella di aver tirato fuori dal cassetto questioni del passato rimaste irrisolte. Muraro ne è convinto, ma aggiunge non finisce qui. Credo che la porta non sia ancora chiusa, per cui vediamo quali saranno i proseguo di prossimi giorni, però sicuramente non è un passaggio solamente caratteriale fra me e il sindaco, ma siano problematiche politiche e forse anche sorte da qualche altra persona di sua fiducia che lo circonda, il famoso cerchio magico che purtroppo esiste. Rimaniamo a Mogliano Veneto, ma cambiamo decisamente argomento. Saluto e ringrazio per essere collegato con noi Diego Bottacin, che è presidente dell'associazione Giuseppe Berto, perché in questi giorni, domenica, termina a Palazzo dei 300 una mostra dedicata a quello che è stato uno dei protagonisti letterari del Novecento italiano, certamente della letteratura del nostro territorio, e oggi c'è un evento in più, la proiezione del film Il cielo è rosso, che richiama naturalmente alla prima opera di Berto. Diego Bottacin, buongiorno, intanto ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Sì, la mostra che è stata realizzata, portata a Treviso al Palazzo dei 300 a cavallo del 7 aprile, perché il primo grande romanzo d'esordio, il primo grande successo di Berto è Il cielo è rosso, ambientato a Treviso subito dopo il bombardamento del 7 aprile del 1944. Bombardamento dove insomma 2/3 del centro storico di Treviso era crollato, compreso il Palazzo dei 300, il Salone dei 300 dove c'è la mostra, per cui ci fa piacere in questa occasione, e ringraziamo il Comune che ci ha dato questa possibilità, di portare la mostra
sull'archivio di Berto, e anche la proiezione del Cielo è rosso, un film di Claudio Gora del 1950, sì, per amatori, per appassionati un po' di questo tema, però un film ancora godibile, che racconta la storia di questi 4 adolescenti sotto le macerie, insomma, il mare oscuro. Scusate, il Cielo è rosso. Scusate. C'è la connessione un pochino incerta. Regia, ditemi se... ecco qua, mi sente Bottacin? Sì, la sento. Perfetto, allora abbiamo visto qui la locandina, appuntamento alle 17 di oggi, ci dia qualche informazione anche pratica per chi volesse partecipare alla proiezione. Semplicemente affrontare la lunga scalinata del Salone dei 300 qualche minuto prima delle 17. A seguito della proiezione verso le 18:30 faremo anche una visita guidata della mostra con il curatore della mostra. La mostra rimarrà aperta oggi pomeriggio, domani e domenica. È la mostra delle carte private di Berto, dell'archivio che l'associazione ha acquisito nel 2014, abbiamo sistemato, condizionato, digitalizzato, e offre insomma delle sorprese molto interessanti, da un lato perché ci sono i manoscritti di Berto, il mare oscuro, con tutte le correzioni, gli emendamenti che lui faceva. Il Cielo è rosso, che ricordo è stato scritto da Giuseppe Berto mentre lui era prigioniero nel Texas, prigioniero degli alleati, è stato catturato in Africa nel 1943, è rimasto prigioniero fino al 1946 in un campo di prigionia in Texas. Non era trattato malissimo, aveva tantissimo tempo, forse anche per questo si è dedicato alla scrittura, e lì ha scritto Il Cielo è rosso, immaginando quello che era successo nella Treviso sotto le bombe. E lì possiamo vedere proprio il manoscritto, nel senso manoscritto scritto a mano, i taccuini di guerra, gli appunti, insomma è un'esperienza emozionante, interessante per chi ama la letteratura, per chi ama Berto, grandissimo scrittore, secondo alcuni critici, molti critici, io ricordo sempre Cesare De Michelis che lo ha definito senza dubbio il più grande scrittore del secondo Novecento italiano, il più grande narratore del secondo Novecento italiano, sempre rimasto ai margini, sempre tenuto un po' ai margini per molti pregiudizi sulla sua opera, e anche perché lui, diciamocelo pure, aveva un caratteraccio che poco faceva per destare simpatia negli interlocutori. Per nasconderlo. Allora ricordiamo che l'ingresso è libero sia alla mostra che alla proiezione, dunque davvero un'occasione da non perdere, anche perché appunto la mostra, lo ribadiamo, chiude domenica, era aperta dal 28 marzo e comunque ha avuto senza dubbio un buon afflusso di visitatori, anche perché il contesto vale davvero la pena, esso stesso, insomma, Palazzo dei 300. Grazie allora a Diego Bottacin, e contiamo appunto che anche questo nostro focus su questi appuntamenti possano destare più di qualche interesse nei nostri telespettatori, perché è di stretta attualità ancora quello che Berto evidentemente scriveva nella sua epoca. Grazie ancora Diego Bottacin e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata e aspetto tutti gli interessati. Grazie. Grazie infinite Diego Bottacin. Allora noi, regia, andiamo per qualche secondo in pubblicità, torniamo tra poco per parlare del nuovo show che partirà questa sera su Antenna 3. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, grazie per essere con noi a Igor Barbazza e Davide Stefanato, che conoscete bene. Eccoli qua, buongiorno a entrambi. Buongiorno a tutti i telespettatori. Perché noi allora siamo in attesa che produciate la nuova serie della fiction Una buona giornata, ma da stasera 20:15 partiamo su Antenna 3 con un altro contenitore davvero divertente, tutto da ridere, uno show, Igor e Davide Show. Igor, perché l'avete chiamato così e che format è?
Igor e Davide Show è una sketchcom, quindi diversi personaggi in diverse situazioni, quindi molto esilarante, molto divertente, quindi continua un po' il nostro filone, insomma ormai all'interno della grande famiglia Media Nord-Est, Antena 3 nello specifico, siamo forse due volti oramai riconosciuti proprio per il momento legato all'intrattenimento, ed è quello che ci siamo imposti di fare. Perché? Primo perché forse è la cosa che ci riesce meglio, abbiamo provato tanti mestieri ma questo forse è quello che riusciamo meglio. No, ma al di là delle battute c'è anche secondo me bisogno di poter avere un momento di leggerezza in una situazione drammatica che coinvolge ormai tutto il mondo, e quindi abbiamo voglia di portare all'interno delle nostre amate famiglie venete non solo, parliamo di ambito triveneto, un po' di leggerezza, di sorriso, di divertimento, il famoso stacco a spina, mi vevardo e stacco a spina. Questo è il complimento più bello che ci fanno, e quindi ecco perché nasce Igor e Davide Show, che ci vedrà protagonisti, spero, per un po' di tempo, quindi terremo compagnia ai nostri telespettatori per diversissime settimane. Allora, prima di sentire Davide, regia, vediamo il promo che abbiamo proprio a disposizione nella nostra scaletta. Perché ci sono diversi orari a cui tra l'altro andrà in onda, non solo le 20:15. Allora proviamo ad alzare anche un po' il volume e sentiamo un po' più. È sbagliato. Ma di Gattuso. La sottana. Ogni venerdì alle 20:15, il sabato alle 20:50 e la domenica alle 13:35. È tutto molto chiaro. Andrà in onda Igor e Davide Show. Una divinità. Trova niente. Non perdere l'appuntamento con il divertimento. Mi raccomando, segui i miei consigli. Su Antena 3. Quindi venerdì, sabato e domenica. Ci siamo anche noi giornalisti televisivi, peraltro, nei vostri sketch. Assolutamente sì, ci sono molti personaggi e come avete visto già dal promo ci sono delle donne bellissime. Avete visto? Ecco, su questo magari... Hai qualche dubbio in merito? Leggerissimo. Beh, guardate, vedrete la meraviglia di queste donne che ci saranno, che purtroppo sono sempre io. Mi dispiace, 360 gradi sono io. È andata male. E come fai con la barba? Me la taglio. Devi rinunciare? Devo rinunciare, e poi, anche perché io senza barba, come dice la mia fidanzata, senza barba Davide sembri una quaglia. È presente quando prendi le quaglie da fare? Sembra esattamente quello, e quindi mi devo vestire da donna. Quindi io faccio lo sketch vestito da donna, dopodiché rimango vestito da donna anche nella vita di tutti i giorni, finché non mi ricresce la barba. Esatto. Molto bene. Allora, quali sono i personaggi che vi piace di più interpretare? Ma allora, ci piace variare. È vero che molto spesso i comici, cabarettisti, attori si affezionano ad 1/2 personaggi. La cosa che ci contraddistingue è proprio il fatto che ci piace. Cioè, è bella questa cosa che va su e giù. Sì, vero? Anche questo fa parte un po' dello sketch. Ci piace variare, ci diverte molto. Abbiamo per esempio il vecchietto che non capisce, il vecchietto che non capisce tanto quello che dice, cerca di capire, ma non capisce. C'è Leandro Canin che pensa di essere il governatore del Veneto, quindi io in quanto governatore del Veneto dico che il TG di Antena 3 è il migliore che c'è in circolazione, lo devo dire sinceramente. E poi tantissimi altri personaggi. Ci piace cambiare, ci piace variare, e poi è normale, qualcuno ci affezioniamo più di altri, però penso sia il pubblico che deciderà quello che gli piace di più. Esatto, mentre Igor, a te spettano spesso e volentieri le parti più serie, no? Sì, un po' più istituzionali, anche se in realtà vedremo qualcosa di nuovo. Mi sono lasciato un po' andare, ho interpretato anch'io dei personaggi esilaranti, e devo dire che secondo me siamo innamorati dei personaggi perché comunque sono scritti da noi. Attenzione, non c'è intelligenza artificiale, quindi è tutto frutto del nostro... Non c'è proprio intelligenza, è è intelligenza artigianale, quella proprio spiccia. Quindi questo ci piace dirlo, visto che viviamo in un'epoca dove oggi come oggi anche per fare la spesa oramai serve guida. No, in realtà è tutto frutto del nostro pensiero, insomma, della nostra cultura artistica. Detto ciò, più che dei personaggi forse siamo innamorati proprio dei format che facciamo, no? E poi è ovvio che ci divertiamo tantissimo, infatti alla fine di ogni puntata ci saranno proprio i momenti del backstage dove scoppiamo a ridere, non riusciamo ad andare avanti, quindi è anche un momento bello, insomma ci divertiamo anche, ecco, non è solo sacrificio, no. Allora, un varietà moderno avete detto, no? Tra l'altro che si trasforma in qualche modo, nel senso che noi abbiamo la produzione, diciamo, che va in onda per un determinato numero di minuti, e poi ci sono le pillole, gli sketch in pillola.
Certamente, perché è una trasmissione formata da vari sketch. Ogni puntata avrà diversi personaggi, alcuni tornano, altri invece li vedremo per una puntata sola, altri invece ci saranno in tutte le puntate, e quindi 15 minuti con varie situazioni comiche. Dopodiché ci sarà in qualche modo le pillole, come le hai definite giustamente tu, che saranno i singoli sketch, al massimo 2, che andranno durante tutta la settimana, agli orari più disparati, in maniera tale che se rimanete sintonizzati su Antena 3 potete vederci anche durante il giorno. Ecco, allora, Igor prima diceva, lo chiedo anche a te Davide, allora sono delle pillole appunto rapide, una comicità abbastanza veloce, immediata, che raggiunga tutti, no? Assolutamente. E questa è una bella cosa, dice strappare un sorriso in un periodo storico complesso, perché davvero ti passa un po' la voglia di ridere, no? Poi giustamente voi arrivate alla fine del telegiornale, a noi purtroppo ci tocca trattare un po' di tutto, fa bene risollevare un po' il morale. Ma guarda, la cosa bella è che noi lavoriamo nell'ambito della comicità da sempre, ci è sempre piaciuta, e una cosa che ci piace è quando le persone ci dicono quando vi vediamo ci strappate un sorriso, un momento di serenità, un momento in cui stacco la spina, un momento in cui non penso alle cose brutte che purtroppo sono sempre di più giorno dopo giorno. E di conseguenza per noi che già amavamo fare comicità è una motivazione in più per andare avanti. Noi facciamo una comicità popolare, una comicità alla portata di tutti, una comicità trasversale, quindi dal bambino al genitore, all'adulto, all'anziano, al nonnino, tutti possono guardare le nostre trasmissioni, non c'è nessun tipo di parolaccia. È una comicità come una volta c'erano le comiche, ti metti là, stacchi la spina, ti diverti e poi torni alla vita di tutti i giorni. Ma avete scritto una cosa molto bella, guarda, con leggerezza a tutte le ore credo che sia perfetto, cioè c'entra proprio quello che è il nostro obiettivo, no? Quindi la possibilità appunto di rivederci durante il giorno e, come diceva giustamente lui, staccare completamente la spina, perché ripeto, insisto, oggi secondo noi c'è bisogno di... Ti racconto un aneddoto velocissimo, noi abbiamo diversi spettacoli con i quali siamo in scena da tanti anni e abbiamo uno spettacolo molto bello al quale siamo particolarmente legati, si intitola Non sparate alle stelle, tregua di Natale del 1914, no? In trincea, lui vestito tra l'altro da combattente al fronte, insomma è fantastico. Se devo essere sincero, ne abbiamo venduti 2, 3, forse 3. Forse è andata bene. Perché? Perché la gente oggi vuole leggerezza, vuole divertirsi, quindi sì, bello, facciamolo in un concerto, addirittura c'è il coro degli alpini, però ci siamo resi conto che oggi la gente ha bisogno di venire in piazza o a teatro e staccare, appunto, insisto, completamente la testa da quella che è la quotidianità. Quindi è un aneddoto per rafforzare quello che ti stiamo dicendo, quindi l'idea di poter far passare un format come questo per più volte durante il giorno per i nostri affezionati telespettatori è un momento in cui spero si riesca a rubare un sorriso, ecco, che è la cosa più importante. Senti, ma da dove trai spunto poi per, prima ci hai fatto vedere il vecchietto, Brontolone, piuttosto che, dove ti ispiri? Allora, in realtà io vivo in Veneto da sempre. Ho lavorato in varie situazioni anche fuori Veneto, ho girato molto anche fuori, però sono sinceramente e siamo sinceramente innamorati della nostra terra e della nostra gente. Se apri gli occhi e osservi un attore, un creativo, un artista questa cosa deve fare, è normale. In realtà non sono personaggi che ho inventato io, in realtà è un enorme mastodontico furto di personalità che io ho fatto a tutti i personaggi che ho visto in giro e che continuo a vedere in giro. Quindi rubacchio da una parte, rubacchio dall'altra e li faccio miei appunto per poter far ridere le persone. Certamente, insomma c'è un po' di tutti noi in questi personaggi. Igor, dimmi. Aggiungo anche che le dinamiche di coppia nostre sono ben chiare, no? Quando scriviamo consideriamo già che quel personaggio è incollato a Davide piuttosto che quest'altro incollato a me, quindi questa è una dinamica che deve essere ben chiara. Io fondamentalmente sono la spalla a servizio del comico, poi Davide è definito da me ma da tutti un animale da palcoscenico nel senso bello del termine, perché comunque è di base un artista tutto tondo e di conseguenza quando si scrive l'importante è avere sempre ben chiaro due cose: il pubblico, cioè a chi ci stiamo indirizzando, e soprattutto non forzare mai la personalità di uno e dell'altro, sennò si rischia di cadere nel basico e a volte non funziona. Ecco. Allora, spezzo una lancia a favore di Igor, ne spezzo molte, ma ne spezzo uno ulteriormente, che ci saranno dei personaggi comici interpretati da Igor nel quale lui ha avuto sinceramente il coraggio di imbruttirsi. Perché è oggettivamente un ragazzo carino, oggettivamente. E non è facile mettersi nella condizione, caspita, mi imbruttisco
semplicemente per arrivare alla risata, perché non è un imbruttimento fine a se stesso, ma è un imbruttimento che ha la finalità di rendere efficace il personaggio. Quindi vedrete Igor in certi momenti un po' più brutto, ma molto molto divertente. Ah, quindi si è trasformato, ecco. E il tutto in attesa di rimettervi anche al lavoro sull'altro prodotto, la fiction Una buona giornata, che abbiamo visto in questi mesi sulla nostra emittente e che in estate produrrete per l'inverno, quindi. Sì, di rimetterci a lavorare, ma rimetterci anche all'interno del pulmino, perché poi di fatto si gira il nostro meraviglioso territorio a bordo di questo simpatico pulmino, che devo dire sta avendo un grande successo, perché la gente adesso ci saluta, fa le foto, ci ferma, e quindi devo dire che è protagonista tanto quanto noi. Sì, lo riconosce. Infatti l'obiettivo, guarda, confidenza che ti faccio all'inizio, quando scrivemmo questa serie TV, era cercare di avere un mezzo che potesse diventare il famoso camper di Stranamore che abbiamo amato tutti, no? Quindi andavano in giro con la scritta, la gente si fermava, riconosceva quel prodotto in particolare e poi lo collocava alla trasmissione. Ecco, è quello che noi vorremmo un po' fare, questo vecchio bully della Volkswagen speriamo possa diventare sempre più protagonista, tanto quanto i nostri due personaggi. È un lavoro anche quello molto dispendioso, perché iniziamo adesso a buttare giù tutte le idee che poi in questi mesi abbiamo messo da parte. Abbiamo una chat, io e lui, dove si chiama proprio Idee, una buona giornata, e quando ci viene in mente qualcosa la scaraventiamo lì, e poi adesso siamo nella fase in cui, come vedo te, fogli sopra la scrivania, questa idea è carina, sì, questa potremmo svilupparla, no, questa forse è meglio di no, piuttosto diamo spazio a quest'altro. Ed è un lavoro enorme, perché poi il consumatore finale, in questo caso il nostro telespettatore, vede l'ultima goccia, no? Vede proprio l'ultima cosa, che è la messa in video, ma in realtà dietro ci sono mesi di lavorazione. Tu pensa soltanto a quando noi a luglio appunto giriamo e poi consegniamo tutto ai montatori, quindi monta il prodotto, metti la musica, color, è un lavoro enorme, dispendioso, però poi se questi sono i risultati dici: senti, perché fermarsi? Andiamo avanti. Il pubblico inizia poi anche ad avvicinarsi a noi, riconoscendoci proprio come coppia. Vi ho visti, che bello, mi diverto, salgo sul pulmino assieme a voi, e quindi questo è il motivo per cui abbiamo deciso di continuare. Siamo arrivati alla terza stagione, che appunto gireremo a luglio, e poi voi vedrete nei teleschermi nel periodo invernale, quindi speriamo che possa essere un successo come le prime due edizioni. Speriamo. Torniamo all'appuntamento di questa sera, allora se possibile riguardiamo il promo, perché da questa sera, dopo i telegiornali di fatto di Treviso, andrà in onda Igor e Davide Show, che poi si riproporrà nel fine settimana. Non è sbagliato, è sbagliato. Ma di Gattuso. La sottana. Ogni venerdì alle 20:15, il sabato alle 20:50 e la domenica alle 13:35. È tutto molto chiaro. Andrà in onda Igor e Davide Show. Una divinità. Trova niente. Non perdere l'appuntamento con il divertimento. Mi raccomando, segui i miei consigli. Su Antenna 3. Ecco. Eccoli qua gli appuntamenti. Allora grazie ragazzi, in bocca al lupo naturalmente, vedremo sicuramente. L'ultima domanda che ti avrei fatto, Igor, era proprio quella a cui hai già risposto: quali sono i commenti della gente, no? Cosa vi dicono per strada quando vi vedono? No, questo, quindi per noi è il complimento più bello, cioè, Igor Barbazza attore è conosciuto, Davide Stefanato come attore è conosciuto, la coppia iniziano a conoscerla grazie anche appunto all'avvento televisivo e a tutto quello che stiamo portando in scena a livello teatrale. Questo per noi è un motivo di grande soddisfazione, ma più con più quando la gente dice: io in quel quarto d'ora salgo nel pulmino con voi e mi fate vedere un Veneto che paradossalmente non conosco, e questo è il complimento più bello. Ma è talmente tutto fatto in casa che la voce è la mia alla fine, quando diamo gli appuntamenti Igor e Davide Show, cioè è veramente la nostra, è un'azienda che fa tutto fondamentalmente, no? Sì, abbiamo un ristorante a gestione familiare, prepariamo tutto noi e abbiamo il piacere che la gente venga a mangiare da noi, in questo caso a vedere quello che facciamo. Ecco, e anche il fatto di aver usato Igor e Davide Show da questo punto di vista di abbiamo scelto due nomi così di fantasia, non sapevamo cosa scegliere. Igor e Davide potrebbe essere interessante, abbiamo scelto così, casualmente. Così insomma cementa la coppia anche come nomi, come riconoscibilità. Grazie infinite Igor Barbazza e Davide Stefanato. Vedremo stasera allora il prodotto che vi abbiamo anticipato col promo di questo ennesimo divertentissimo lavoro che ci alleggerisce, ci dà un po' di sollievo della giornata. Grazie ragazzi. No, grazie a voi davvero. Grazie di cuore. Allora regia, noi andiamo avanti con la Dunata Nazionale degli Alpini. Ieri c'è stata la presentazione, Genova si prepara all'ondata delle penne nere a maggio.
Nel cuore e negli occhi di tutti ci sono ancora i momenti indimenticabili della Dunata Nazionale di Vicenza, una delle più belle di sempre, e quelli dello straordinario evento di Biella di un anno fa. Ora però è il momento di guardare avanti alla Dunata Nazionale di Genova, in programma dall'8 al 10 maggio. Si tratta della 97esima Adunata Nazionale delle Penne Nere, che tornano nella città della Lanterna dopo 25 anni, portando con sé oltre 400.000 presenze. Il conto alla rovescia è già partito, manca poco e a Genova tutto è pronto, o quasi. Ormai siamo, oserei dire, addirittura d'arrivo, certamente ci sono ancora alcune cose da sistemare, da puntare, però ecco, ormai la macchina, diciamo, è in via di completamento. Quella di maggio sarà la 6ª Adunata genovese degli Alpini, a conferma del rapporto di grande amore che c'è fra le terre di Ponente e le Penne Nere. La città li ha sempre accolti e li accoglierà anche stavolta, quindi certamente, per carità, siamo avanti qualcuno con l'età, quindi ci vuole qualche agio in più rispetto al passato, ma io credo che Genova, come sempre, i genovesi e i liguri accoglieranno gli alpini a braccia aperte. L'ultimo appello è sì per gli alpini, ma viene da dire che sia quasi superfluo visto il successo delle ultime adunate. Però due parole il presidente delle Penne Nere le spende anche per i genovesi e i liguri. Quello che voglio raccomandare ai nostri alpini è che si comportino come sempre da alpini, quindi da persone serie che sanno fare festa, farla molto bene, trasmettere quel senso di allegria e di partecipazione e anche di coinvolgere magari i genovesi che qualche volta come tradizione sono un po' restii, ma io sono convinto che i nostri alpini sapranno creare anche qui a Genova quell'area giusta, corretta, di sana allegria da un lato, ma anche di trasmissione di valori, di solidarietà, di condivisione, di amicizia dall'altro. Così il presidente Favero. C'è un aggiornamento di cronaca che vi devo dare, arriva dal Veneziano. Un ventenne ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di San Donà di Piave, un uomo di 66 anni, è stato fermato dai carabinieri nella tarda serata di ieri, sospettato di tentato omicidio. Tutto è successo nel contesto di una lite familiare durante la visita alla sorella e al marito di lei da parte di un giovane che arrivava da fuori regione insieme a questo giovane, a questo ventenne. La situazione è degenerata fino a quando uno dei parenti, che era presente in casa con un coltello da cucina, avrebbe inferto un colpo all'altezza dell'addome del ventenne all'esterno della casa. L'intervento del 118, che ha subito soccorso il ferito in gravi condizioni, e naturalmente dei carabinieri della compagnia di San Donà, che hanno immediatamente fermato il sospettato in attesa delle valutazioni dell'autorità giudiziaria e le testimonianze naturalmente dei presenti. Questi i dati che abbiamo fino a questo momento. Andiamo avanti con un altro tema più leggero sulle ville patrimonio UNESCO. Vediamo. Un patrimonio storico e culturale che pulsa nel cuore di Vicenza e non solo. Ricorre infatti quest'anno il 30° anniversario dal secondo riconoscimento ed estensione del sito Patrimonio Mondiale UNESCO Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto. Nel 1996 il sito, che nella prima iscrizione del 94 comprendeva solo il centro storico di Vicenza con i 23 monumenti palladiani e 3 ville suburbane, viene ampliato fino a comprendere al suo interno ulteriori 21 ville palladiane distribuite nel territorio regionale. Di qui l'occasione per mettere in rete le meraviglie palladiane e farle conoscere al pubblico. Vuole proprio essere il momento in cui festeggiamo il nostro sito, che non è solo il sito di Vicenza, giustamente, ma è un sito che riguarda tutte le province del Veneto tranne Belluno, perché ci sono 24 ville che sono disseminate nella nostra regione, 3 a Vicenza e tutte le altre nelle altre province. Nel weekend dal 17 al 19 aprile è in programma un calendario di iniziative in città che coinvolge i beni e le ville palladiane del sito attraverso l'apertura alla visita con tour guidati e itinerari culturali. È una 3 giorni strutturata in maniera, diciamo, complessa, nel senso che abbiamo le aperture straordinarie di alcune ville che solitamente sono chiuse, quindi dal 17 al 19, basta vedere il sito, si potranno appunto trovare delle aperture straordinarie. Abbiamo le guide gratuite, 6 guide gratuite in giro per la città, anche queste sabato e domenica, e poi un silent play, insomma, per avvicinare, come diceva l'assessore, il più possibile le persone al patrimonio UNESCO che abbiamo. E numerose saranno le ville palladiane
zone del sito aperte su tutto il territorio per questo speciale weekend, da Villa La Rotonda, a Villa Pisania, a Villa Barbaro, a Villa Foscari, solo per citarne alcune. E ora uno studio invece che analizza l'obesità infantile. 2 bambini su 10 risultano obesi, parliamo del territorio dell'ULSS 6 Euganea, con una media leggermente più alta rispetto a quella della regione. I dati emergono dall'indagine Occhio alla Salute condotta nel Padovano sui bambini di terza elementare. Per le mamme il bambino è sempre il più bello del mondo, ma non riconoscere il sovrappeso, in alcuni casi l'obesità, può portare a lungo andare a gravi conseguenze. E quanto emerge dallo studio condotto dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ULSS 6 su bambini di 8 anni che frequentano la terza classe elementare, inserito nell'indagine nazionale Occhio alla Salute con questionari posti a bambini e ai genitori. Il 26% tra i 500 bambini incontrato è obeso, con un'alimentazione da correggere a partire dalla colazione. I bambini assumono ancora in percentuale del 40%, quindi abbastanza elevata, quasi la metà dei bambini una colazione inadeguata e una merenda a scuola inadeguata del 63%, che poi porta ovviamente il bambino sazio in mensa e quindi in difficoltà ad assumere i nutrienti di cui necessita per l'ora di pranzo. Obesità e sovrappeso hanno una diretta correlazione con il tasso di scolarità dei genitori e con l'attività fisica fatta dai bambini. Purtroppo i genitori faticano a rendersi conto di una condizione che sul lungo periodo può creare seri problemi. Sovrappeso e obesità in età pediatrica sono un forte predittore di malattia futura, con malattia cronica che inizia precocemente. Era l'ultimo servizio, grazie in regia ad Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo. Vi ricordo alle 13.35 dopo di noi Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, 15.42 il film In un giorno limpido che puoi vedere per sempre, commedia drammatica e fantasy musicale americana. È tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento ai telegiornali di questa sera, un buon pomeriggio, adesso le previsioni del tempo, arrivederci.